Vai avanti verso il cielo. Mi chiamo Zamir, sono bengalese ed abito in Italia. La prima volta che sono ritornato in Bangladesh era in quarta elementare. Durante questa vacanza tutta la mia famiglia era stata invitata ad una festa religiosa a Sylhet, una città che si trova al confine tra il Bangladesh e l'India. Arrivati alla festa mi sentivo molto felice, ovviamente a quell'età non capivo tanto le tradizioni delle varie religioni. Ad un certo punto delle persone si sono radunate al centro della piazza e io sono andato su un balcone per vedere dall'alto cosa facevano. All'inizio non capivo, vedevo tutte quelle persone ammucchiate tra di loro in una forma circolare. Alcune salivano sopra e poi un altro e così via. Avevo molta paura per le persone che stavano salendo sopra. Se si facevano male, cadevano e si potevano farsi a male anche chi stava sotto. Ero stupito, a bocca aperta. Si era creato una piramide umana 6 o 7 metri davanti ai miei occhi. C'erano 4 o 5 persone uno sopra l'altro ed io non riuscivo a capire come era possibile fare una cosa del genere. Ero sbalordito con gli occhi e con la testa. La piramide umana c'è in tante tradizioni e in tante culture. Negli anni ho avuto l'opportunità di vedere altre piramidi umane in vari paesi, tipo l'India e la Spagna. Vivo in Italia da 13 anni, ma non me lo sarei mai aspettato di vedere una cosa del genere a Venezia, sopra a delle barche, una piramide umana. Quest'opera mi ha subito ricordato la festa che avevo partecipato in Bangladesh con la mia famiglia. Penso per fare una piramide umana ci voglia, prima di tutto, fiducia nel gruppo. In un lavoro di gruppo serve confidenza, grinta, obiettivi e forza di volontà per raggiungere un traguardo. Fin dall'antichità l'uomo ha sempre sognato di salire più in alto possibile. Ne sono un paio di esempi: le piramidi d'Egitto, la torre di Pisa, le Torri Eiffel e le piramidi umane.